Il calcio è fantastico finché, per fortuna, c'è Rebellato Medical Group. TG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Il Veneto si candida a Regione Europea per lo Sport 2024, candidatura proposta dalla Giunta regionale. Si tratta di un riconoscimento proposto da ACES Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che opera in sinergia con la Commissione europea e in qualità di federazione delle associazioni delle capitali e città europee dello sport per la promozione di politiche sportive nel territorio. L'obiettivo è quello di promuovere lo sport a tutti i livelli e coinvolgere nel progetto tutti i soggetti sportivi e non attivi sul territorio regionale. Il dossier di candidatura è stato presentato oggi alla stampa a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. I grandi campioni dell'NBA e non solo saranno a Treviso per l'Adidas Basketball Eurocamp dal 9 all'11 giugno. La Ghirada, oltre che il centro della cittadina trevigiana per l'evento a Santa Caterina di sabato sera, ospiterà infatti un training camp di altissimo livello e grandi personalità dello sport che saranno a disposizione per incontrare gli appassionati per trasmettere valori e tutto il fascino della pallacanestro. Oltre a nomi di spicco dell'NBA, come ad esempio Tony Parker dei San Antonio Spurs e Josh Smith dell'Atlanta, Detroit e Houston, ci saranno tanti altri campioni del basket europeo. La nuova pallacanestro Treviso ha annunciato oggi la firma di Alberto Mattassini quale nuovo head coach per la stagione 2023-2024. Un vero e proprio colpo per la società trevigiana che si affida a un tecnico reduce dall'esperienza in Serie A1 con la polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che ha guidato la promozione 2 stagioni fa. Parliamo di ciclismo. Renato Longo non era solo un campione di ciclismo, ma era un vero mito del ciclocross. I 5 titoli mondiali conquistati dimostrano quanto questo nostro atleta di Vittorio Veneto sia riuscito ad affermarsi in una disciplina che, ai suoi tempi, significava tanta fatica e tanto sudore. Anni in cui le strade percorse erano fango e polvere e arrivare primi al traguardo aveva tutto il sapore di una vera impresa. Per affermarsi era necessario essere campioni di razza e lui lo era davvero, tanto da essere un orgoglio non solo per il Veneto ma per l'Italia intera. Lo dice il presidente della regione Luca Zaia commentando la notizia che stanotte all'ospedale di Conegliano si è spento a 85 anni il campionissimo vittoriese di ciclocross Renato Longo. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.